Assessore Vitto, è stato sancito oggi un importante risultato della missione con gli Stati Uniti. Di cosa si tratta? Il recupero dei resti dei militari caduti durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare dell'equipaggio del B-24 che appunto si è inabissato nella laguna di Grado. Quella di oggi è una giornata importantissima, si va quindi a comunicare che le operazioni si sono concluse con successo e con soddisfazione. Adesso i corpi rimpatriati sono all'oggetto di tutte le analisi scientifiche per riuscire poi ad attribuirne un'identità certa. Si tratta di una collaborazione, di un successo di squadra. Senza dubbio il ruolo della Regione è stato proprio questo, di coordinare tutti gli enti che in qualche modo avevano una competenza, un ruolo sia autorizzativo sia consultivo, proprio per riuscire a completare nei tempi più brevi possibili questa operazione. È stato un lavoro di squadra e senza dubbio un lavoro che ha dato grande soddisfazione a tutti. Questa operazione ha un grande valore anche morale, stiamo parlando di persone che con la propria vita hanno combattuto per che oggi l'Italia sia un paese libero, democratico, quindi questo apprezzamento anche nei confronti degli Stati Uniti, perché dopo 70 anni si sta impegnando ancora per ricercare questi caduti dispersi, penso che sia un qualcosa veramente che va evidenziato, quindi di questa collaborazione siamo profondamente orgogliosi. Assessore, ci sono altre operazioni analoghe in corso? Ma non in corso, però preventivate in programma, quindi noi saremo totalmente a disposizione nel momento in cui gli Stati Uniti decideranno di procedere con operazioni simili a quella che si è conclusa, anche forti ormai di questa esperienza positiva che abbiamo fatto. Quindi il Friuli Venezia Giulia è chiaramente disponibile a continuare a collaborare perché crede profondamente nel valore di attività come queste.